Stiamo monitorando insieme alla FISM quello che il governo sta decidendo, perché si parla molto di centri estivi che devono essere presidiati in maniera molto puntuale. Sono preoccupati i dirigenti delle scuole materne paritarie e non solo. Aprire i centri estivi sarebbe certo un aiuto importante per i genitori che sono tornati al lavoro, ma allo stesso tempo non mancano i problemi in ordine al personale in primis. Guardando i numeri dalle prime indicazioni la vedo un po' complicata, perché il rapporto che adesso ci deve essere tra insegnante e bambino, per esempio, per quanto riguarda i nidi è 1 a 3, le materne 1 a 5. Se pensa che io nelle due scuole ho 200 bambini, cosa vuol dire con il personale? È un po' difficile. Lo stesso dicasi per il nido con 30 bambini, servirebbero 10 educatrici anziché le 4 che erano previste prima del Covid, dal personale alla questione organizzativa. Dopo c'è sempre il problema del tempo, perché anche lì le indicazioni, così che ho letto in via preliminare, sono quelle di centri estivi esclusivamente all'aperto, per cui dipende. Se è un'estate da 40 gradi è un problema, se è un'estate che piove ogni giorno è un altro problema. Insomma, la questione centri estivi non sarà facile da gestire e servirà quantomeno tanto buonsenso.